E il nuovo anno apre le porte ai saldi di fine stagione. I consumatori da oggi sono a caccia di sconti e occasionissime che ufficialmente possono adesso mostrarsi agli acquirenti. Ufficialmente, perché già da giorni sono partiti SMS e mail con vendite esclusive private per i clienti più affezionati e possessori di carte fedeltà. Per acquisti utili e convenienti ricordiamo che è necessario che il cartellino indichi il normale prezzo di vendita e quello scontato e anche porre attenzione al fatto che ribassi eccessivi possano nascondere qualche trappola come oggetti danneggiati o difettosi. Secondo il Codacons, i saldi potrebbero rivelarsi una debacle totale a causa degli acquisti effettuati nel corso del Black Friday o delle appena trascorse festività natalizie che tra regali, cibo e tasse hanno prosciugato le tasche dei consumatori. Un appello va comunque fatto ad acquisti ragionati e non condotti sull'onda dell'irrefrenabile gusto dello shopping. Controllare armadi e cassetti per rendersi conto di cosa c'è di utile ancora e cosa vada invece sostituito può rivelarsi efficace per comprare ciò che serve e non ritrovarsi qualcosa che in effetti ci accorgeremmo essere poi superflua. E anche se è prevista una flessione nella spesa pro capite, dunque che siano grandi affari per tutti.